Eccoci, buon pomeriggio. Siamo qua per la seconda manche dello slalom speciale di Cortina, seconda giornata, come abbiamo detto prima, terza tappa di Coppa del Mondo. Sempre al microfono Davide Saviane e Cristina Mauri. Ciao a tutti, ben ritornati. Allora eccoci qua per la seconda manche. Un po' di pioggia è già passata, ma dicono che ormai non dovrebbe far più niente, dovrebbe girarci attorno. Speriamo sia così. Allora, gli ultimi preparativi in pista, si stanno già preparando i primi due apripista, e così vedremo come sarà il tracciato di questa seconda manche. Per intanto abbiamo le prime tre posizioni, la Gerlach Jacqueline, Ketnerova Adela e la Vesera Alena. In sesta posizione Mazzoncini Margherita, in settima Antonella Manzoni e in ottava Ferighetto Monica. Bene. Abbiamo visto le immagini qua dei dintorni di Cortina, come si vede il cielo è un po' grigio. Noi siamo speranzosi che ritorni il sereno ad illuminare le cime qua attorno e sembra tutto pronto per partire, direi. Un complimento alle nostre atlete della prima manche, sono state brave. Ecco qua le immagini della partenza con la prepista già pronto al cancelletto. Si vede che hanno montato un gazebo in cima per fare un po' da coperto gli atleti, anche se un po' piccolino direi per tutti gli atleti. Speriamo non serva, che il tempo qua ci aiuti. Allora, il primo apripista a partire sarà Otto Pasini, Graschi Timbelluno. Il secondo, sempre del Graschi Timbelluno, invece Nicolò Pettini. Atleti di casa, quindi ci dimostreranno un po' le prime curve di questa gara, un po' bagnata. Allora, come ci diceva Davide, la prima manche si è conclusa con al comando l'austriaca Gerlach. Ecco, è partito intanto Otto e si sono ben comportate le nostre atlete, direi. Direi di sì, sono tutte comunque lì attaccate, c'è un trio lì, tutte abbastanza vicine come tempo anche. E speriamo ci sia qualche recupero, qualcosa è possibile, insomma, sicuramente recuperare qualche posizione. Sicuramente, direi che Margherita ieri ci ha dato prova di essere in grado di fare belle cose, quindi speriamo. Nel frattempo possiamo vedere il tracciato della seconda manche. Non sembra particolarmente difficile, ho visto Otto Pasini abbastanza tranquillo. Sì, è cambiato nettamente direi il tracciato rispetto a prima, sia come impostazione come anche discesa nel muro finale. Ecco Nicolò. Lì è stato scelto quindi questa volta di scendere con una serie di pali senza figure, senza niente. Quindi, come diceva Cristina prima, ci saranno una serie di curve in contropendenza. Nicolò lo vedo un po' alla ricerca del palo perduto. Sì, come si può notare un po' con le braccia dondola. E questa non è una sciata che produce velocità. Ecco qui. Li perdoniamo perché sono giovanissimi, Ma non certo. hanno ancora l'età per praticare la Coppa del Mondo. Quindi. Sembra comunque si prenda molta velocità nel muro finale a vedere le porte così. Sicuramente, Giganti. non c'è la lunga e quindi questo potrebbe aumentare la Si velocità vede un'accelerazione in molto zona arrivo. distinta. Vediamo se l'ultima doppia piazzata proprio alla fine della pista, se creerà qualche difficoltà oppure se riusciranno ad affrontarla senza problemi. Intanto qui vediamo in partenza, scusa Cristina, vediamo in partenza la prima atleta che prenderà atto a questa seconda manche. Nell'attesa, immagini spettacolari direi delle nostre montagne qua attorno, Certo. Comunque, Dolomiti. sempre lì dietro la partenza vediamo le tofane. Caratteristico colore, vero? Inconfondibile, marchio di fabbrica. Tutto il mondo ce le invidia queste ragazzi. Qualche secondo ancora, ci sarà qualche difficoltà o aspettano l'orario giusto per partire?
Vediamo, aspettano probabilmente l'orario esatto, sono le 12:27, probabilmente attenderanno la mezza spaccata. a partire. Il pubblico nel frattempo è sempre là, pronto ad applaudire gli atleti, eh? Devo dire che il tifo non si fa mancare da nessuna nazione. No, beh, certo, ogni nazione porta con sé un po' di tifosi Guarda, in guarda la valle trasferta. che bella. Già, Spettacolari si queste vede un immagini, po' di chiaro, sta schiarendo giù in fondo alla valle. Vediamo anche qui dalla postazione. Speriamo la pioggia giri e non ci venga a trovare un'altra volta. Sì, no, dai, arriva il sole, arriva il sole. Ecco, cortina splendida. Qui l'impianto che serve la pista, grazie a questo impianto di Socrepes, qui abbiamo utilizzato le mattine scorse per fare gli allenamenti e i riscaldamenti, quindi un grazie anche insomma agli Agli impianti. impianti e all'organizzazione, devo dire, ben organizzata la gara, a detta di tutte le nazioni, ottima organizzazione, ottima tutta la struttura, la pista. Ecco qua altre immagini belle con le nuvole dietro, ma se ne vanno le nuvole. Ok, vedo che si è tirata giù la maschera, gli occhiali, probabilmente a brevissimo dovrebbe partire la prima atleta. Ecco il paese qua. Verso la fine andiamo verso il fondo della conca di Cortina Il fondovalle. in direzione di San Vito. Intanto ricordiamo la prima atleta giovanissima, anche lei del 2001, Giacobini Lisa. Austriaca. Non confondiamo il nome. Ecco la partita. Partita. La prima atleta. Ok. Andata. Sì. Già da subito il tracciato si vede molto veloce, probabilmente la pista sarà sicuramente scivolosa per la pioggia fatta prima. Sicuramente sarà nettamente più scivolosa di prima. Pronta in partenza allora Federica Millesi. Federica è la prima delle italiane che vedremo in Scendere. pista questa seconda manche, bravissime come dicevamo, tutte quante. Eccola qui, molto più rapida la Federica, qualche difficoltà forse ci sta. No, cavoli, questo non ci voleva Federica, mamma mia, ha proprio sbagliato l'interpretazione della tripla, Sì, in pieno direi. Ma adesso bravissima, ritorna su e Andata a riparte. prendere l'esterna. Pazienza, come dicevo prima, il tracciato è molto veloce, si nota subito dalle prime atlete gareggianti. E scivoloso, molto scivoloso. Le 4 gocce d'acqua che sono venute hanno un po' creato questo fastidio probabilmente agli atleti che adesso si troveranno con un altro fondo. Intanto con calma state andando su. Dai Vicino alla Federica, tripla. dai! Bravissima! Ecco, Olè. brava Federica che Riparte. riprende, non si molla, mai mollare. Così ora vedremo la parte finale, cosa riserverà con gli sci da gara più veloci, quindi vediamo, arriva la doppia, da qui poi inizia a scollinare, inizia il muretto finale, la serie di porte veloci. Sì, effettivamente sono molto veloci queste porte, Mamma mia, ho attorcigliato la gamba. Sì. Niente, per Federica oggi non è giornata. Niente. Purtroppo, povera Federica, ci Niente. dispiace di questa E uscita. abbandona così la gara. In partenza ora è pronta Bila Martina della Repubblica Ceca 2002. In 11ª posizione quindi. Qui, Zona d'arrivo, perfetto, fanno liberare parte la con pista. un po' di riserva. Subito le prime porte già veloci. Sì, credo che le ragazze avranno mamma parecchie mia. difficoltà, questa manche qua. Mamma mia, qui casino. Difficile, difficile. Quest'acqua sembra proprio aver creato un po' di scompiglio,
Parecchio, parecchio. Abituate le due manche di ieri e quella di stamattina, comunque due manche abbastanza facili, nel senso non avevano grandissime difficoltà. Ci si trova oggi in questa seconda manche con un tracciato comunque molto più veloce, con un fondo scivoloso. Le prime porte sono molto ostie per i nostri atleti. Allora, proviamo con Vanessa Dravosca a vedere. Giustamente lei le prime porte aveva più spazio, È anche abbastanza rapida, direi, come atleta, quindi decisamente. al momento se l'è cavata bene. Fin qua tutto bene, brava la Dravosca. Ok. Ha rallentato molto fine piano. Da qui inizia subito a prendere spazio, a vedere sulle porte ingresso muro. Sicuramente ha gestito meglio la tecnica, pensandoci su due volte. Eccola qui nelle ultime porte, è giunta al traguardo. Ora, Bene, 1.28.01. arrivata. Prima Allora, atleta. la prossima atleta invece è Ingrid Hirschhofer, abbiamo detto la prima manche, la veterana del circuito, vediamo come saprà lei interpretare questo tracciato. Le prime porte sicuramente le ha gestite bene. Ha preso i suoi spazi necessari e fondamentali, direi, per riuscire a uscire indenni da queste prime porte molto veloci, scivolose. Adesso Bene. vediamo la seconda parte, quella un po' più veloce, come. Si arriva qua dopo una decelerazione, una nuova accelerazione subito, velocissima. Sì, si prende proprio velocità qua in fondo. Chiude col secondo tempo, 1.24.76. Il primo però credo sia della Della Villa Vanessa. Martina, che era uscita, no, era uscita e aveva tagliato dritto, quindi può essere rimasto il tempo. Qui la nostra atleta di casa, Monica Dai Ferrighetto. Monica! Forza, 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 rapida sulle gambe. Bravissima, è passata molto bene, qua Molto sopra. veloce qui sul piano, sembra molto veloce. Ah, ci Un po' in picchia. ritardo. Non farti sorprendere. Ha preso una spigolata lì sul piano secca che un po' l'ha rallentata, però non sembra assolutamente male. Adesso qua sotto bisogna essere rapidi, eh? Vediamo qui sulle ultime porte se riesce a gestirle. Dai, Sembra dai, di dai. sì. Forza, forza, Dai forza. Monica! E arriva il traguardo. Bravissima! Secondo tempo, Brava 83,85 Monica. deve essere il primo, come dicevamo prima, quindi sia il momento in testa, 1.23,85. Perfetto. Allora, probabilmente è rimasto il tempo della. Ha fatto una buona manche, Monica Ferrighetto, l'ha gestita molto bene. Adesso vediamo la terza delle azzurre, Antonella Manzoni. Dai Lella! E via, parte anche la Manzoni Antonella. Sicuramente, Bene, bella rapida qua sì, su, sicuramente molto veloce. Lei se la cava abbastanza bene nei tracciati un po' più tecnici. Molto bene. Molto bene, brava Lella. Continua così, fuori dal piano, bella veloce, dinamica. Cerca comunque il movimento. Dai Antonella! Arriva qui sulle ultime porte, adesso l'accelerazione finale. Bravissima! Bene così, rapida, rapida, benissimo. Bene, bene al traguardo. Ottimo. 1.22.35. Ottimo tempo, ottimo tempo. Sì, sembra proprio un buon tempo. Speriamo la porti a recuperare qualche posizione. Passiamo a un'altra italiana, Margherita Mazzoncini. Dai Marghe! Forza è partita, ricordiamo ieri il terzo posto nello slalom. Brava Margherita, speriamo oggi in seconda manche tiri fuori la grinta. Mi diceva che in prima manche non sentiva molto gli sci veloci. Adesso sembra veloce, però un po' in ritardo qui. Un po' Forza, lunga, forza. però è arrivato il sole a darle una mano, Dai Margherita! Il movimento lì ha rallentato tantissimo. Qui adesso le ultime porte finali da gestire benissimo. Forza Marghe, a tutta. Dai Giù sulle ultime Margherita! porte la doppia, via Veloce, via via. veloce, veloce! 1.21.05. Bravissima! 1.21.05. Si abbassa di più di un secondo alla volta. Sì, pensavo fosse No, ma- buono quello della Antonella, ma Margherita veramente ci ha stupite, Bravissima. Vediamo con la Fricova Nicole.
come andrà a finire qua per i colori azzurri. Lei molto brava a gestire le curve, ogni tanto segue col busto, però tuttora non sembra avere problemi e sembra abbastanza veloce fuori da questo piano. Tripla, doppia, un po' rallenta ma per causa di pista. Ora le ultime porte, l'accelerazione. Vediamo qua sotto come va a interpretare la parte finale. Li molla, però non li ha mollati tantissimo. Vediamo il tempo, No. 1:20. Ah, 1:20. 1:20-29, peccato. Pensavo Sì. passasse dietro, invece non ce Rimangono l'ha quindi fatta al Margherita. momento allo stesso posto. Mm. Dalla Daniela Krukel dall'Austria. Partita. Adesso le ragazze hanno capito un po', è il trucco Sì. delle porte in partenza. Dopo le prime cavie, diciamo, sono riuscite a... Oh, Ah, qualche un po' difficoltà. lunga anche la Krukel, però Si è buttata dentro sull'interno nel piano. Gli è costato si è un po'. recuperata. Adesso vediamo la parte finale. Sta brava a gestire il movimento. Si è subito recuperata muovendosi molto bene. Qui è veloce, Sì. molto veloce. Arriva Ah, ce l'ha fatta. secondo posto, quindi resta davanti la Nicola Flikova. Resta davanti lei. Sì. Bene, Recupera ha per fatto intanto un una buon posizione. Vediamo la Alena Vesela, Vesela che Repubblica Ceca. la manche scorsa era quindi in terza posizione. Vediamo se riuscirà a mantenere o a migliorare la performance. È rapida. Molto rapida. Lei la contraddistingue, la rapidità è una cosa che comunque la contraddistingue. Un po' lunga però l'ho vista, Anche la scorsa match non era dotata di una grande tecnica, però le gambe sotto le fa, ha una buona gestione dello spigolo. Vediamo qua sulla parte finale come se la Benissimo. cava. 15, 16, qui è davanti, 1:17 e qui è davanti 71, di netto. Ha fatto una grande manche, Sì, anche il miglior tempo di manche. ha fatto una grande manche, ottimo. Eccola Adela Kednerova. Ora lei dovrà gestire molto bene l'ultimo muro, direi, perché Sì, perché la possenza... infatti ha già difficoltà. Ah, niente, esce. peccato. Uscita. Esatto. La possenza tante volte può creare anche qualche difficoltà, Sicuramente. Senza il controllo. Sì. Purtroppo poi ci vuole anche la rapidità che segue la portanza fisica. Lei purtroppo fa molti cambi arretrati e questo non la aiuta assolutamente. No. Bene, ora arriviamo alla donna che era in testa la scorsa manche, la Jacqueline Gerlach. Vediamo ora cosa ci riserverà in questa manche. Si concentra per la partenza e via. Partita la Jacqueline Gerlach. Austriaca, la Gerlach, lo slalom diciamo che è la sua specialità preferita. Mamma mia, che veloce! Che velocità, ragazzi. Ha dosato molto le prime porte, ma comunque è arrivata velocissima qui nel piano. Sta spingendo, Sì. Continua a pompare con le gambe. Guarda che roba. Brava, molto brava. Direi che ha totalmente un'altra tecnica. Sciare. Sì. Netto. Veloce anche qua in fondo. Attenzione però. Non è il miglior tempo di manche, No. però. Non ci danno Non vediamo il tempo totale. 1:18. 1:18? Sì, È è passata terza. terza. È passata al terzo posto. Quindi abbiamo al primo posto abbiamo la Vesela Sì.
Io credo ci sia qualche errore nei tempi, insomma, per la impressione, perché probabilmente la Adela credo abbia Hanno messo tagliato il il tempo. traguardo, quindi avrà creato qualche... Quindi lei è seconda e Quindi al io terzo direi posto esatto, la Jacqueline Gerlach seconda, mentre la Daniela Kruckel austriaca al al terzo terzo posto. posto. Vediamo se poi le classifiche ufficiali rispecchieranno questa nostra Le donne si sono date da fare. sensazione. Le donne sono partite con qualche difficoltà, ma poi si sono ben riprese, direi, eh? Direi proprio di sì, hanno cacciato una accelerata nelle ultime, sono state molto brave. Ora c'è un attimo di sistemazione del cancelletto per categoria uomini. Ah, vedo che sono già pronti. Ormai si corre, ma ormai la pioggia mi sa che l'abbiamo schivata. Basta, ci rimane solo qualche nuvola. Sì, guarda Ecco, anche dietro alle montagne là, un bellissimo adesso sono panorama. venuto, sì. È arrivato il sereno. Partiamo con Parte Libardoni e così. Nicolò. L'Italia. Bravissimo Nicolò alla prima manche. Se l'è cavata molto bene, direi. Ok, è rimasto dentro quindi ai primi 30. 30 uomini. Coppa del Mondo. Mi sembra stia sciando bene, ha tanta voglia di spingere, continua a spingere. Via, va, forza, forza Nicolò. Dai Nico, Avanti, mamma mia, non molla, come un ragazzo. rematore. Bravissimo. Ok, le ultime porte, molla lì giù, via verso il traguardo e avanti con 1:20:61. Bravo Nicolò, non ha presentato grosse difficoltà. Adesso è il turno di Niedu Davide, 2001, italiano, Algarski Team Belluno. No, sembra che gli uomini hanno imparato forse dalle ragazze, ma se ne sono Sicuramente. cavati meglio qua su al momento. Vediamo Davide Gnedu, non fa ancora parte della nazionale, Gnedu però promette il ragazzo, eh? Mamma mia, Bravissimo, se l'è cavata bene con molto quel bene, cambio rapido, ha molto recuperato. bene. Bravo Davide, bravo. Forza, adesso muoviti fuori per il piano per arrivare all'ingresso muro. Uh, Bene. un piccolo sbilanciamento. Ok, adesso vediamo Vai come Davide qua gestisce la giù. velocità. Forza Davide. No, No, peccato Davide, ce e l'aveva così quasi fatta. ha inforcato la porta blu e gli è costata quindi la manche. Un attimo di esitazione nel cambio. Ora è il turno di Martinelli Alessandro. Era in 28esima posizione. Italia ancora, qua. Partito Martinelli. Dai Ale, bravissimo. Gestiscono molto bene, molto meglio gli uomini. Beh, sicuramente, come dicevamo prima, la forza è fondamentale, fa la Forza differenza. cambia, hanno avuto anche la fortuna di vedere le ragazze prima Certo. e quindi di carpire qualche trucchetto. Martinelli è un po' più statico rispetto a Libardoni. Vedremo. Vediamo qua in fondo adesso come se la cava, eh. Dai Ale, Eccolo. mollare Forza tutta. al traguardo, ecco al traguardo. Bravissimo. Però ha pagato. Sì, Il tempo 1 19:69. bravo Alessandro. Ha fatto scorrere gli sci. Continuo. Bravo, Molto bravo. bene direi. Buona manche. Tutto qui. Passiamo allo svizzero Shaniel Vito. Eccolo qui. In partenza. Vediamo come se la cava tra le porte strette. Molto bene, eh? Molto bene. Meglio della scorsa manche, lo vedo muoversi molto di più. Un po' più agile, Sì, 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 decisamente. Sarà la carica della seconda manche. può essere. Il tutto per tutto. L'arrabbiatura per il risultato forse inaspettato della prima gli ha fatto tirare fuori qualcosa in più in questione di grinta. Eccolo qui nelle ultime porte. Molto veloce. 1:18:42. Buon tempo, Un buon tempo. Molto bene. Sì, sì, sì. Ah, un altro italiano, Bleinart Alberto. In 26esima posizione. Già partito. Molto deciso. ha Bravo spinto Alberto, molto. la prima manche abbiamo detto molto bene di lui, è cresciuto molto in questi anni Certo, certo.
e devo dire che i risultati cominciano a farsi vedere anche per lui. Qualche sbandata lì. Però un buon appoggio sugli sci lo fa Certo. recuperare Guarda abbastanza che bella rapidamente. indipendenza di gambe. Sì. Molto bene, qui arriva bene a tempo. Vediamo adesso se è ora di Bravissimo. mollare. È ora di mollare, molla lì giù. Bravissimo. Forza, molla forza, tutta. forza. Giù. E via. 1:19:34. Vito resta davanti. Sì. Vito resta ancora davanti. Ha fatto una buona manche. Gli è passato proprio davanti. Poi i nostri azzurri. Erano termina molto la gara. vicini la prima manche e purtroppo lo svizzero passa avanti. Un altro italiano, ancora Italia, ancora azzurro, Binelli Andrea. Molto convinto. Ecco qua cambiamo inquadratura. È partito molto bene. Bravissimo. Mamma mia. Si è scatenato. Bravo. Sì, che rapidità. Bene così. Un po' lungo però dai che è veloce. Bravo, buona manche. Bellissimo. Un po' di sbattimento là degli sci. Insomma, Bravo qui Andrea. è arrivato abbastanza veloce. Le ultime porte. Vediamo se molla giù. Gli sci. Veloce. Esatto, bene. Bravissimo. 1:17:69 passa quindi in testa lui adesso. Il momento. Binelli Andrea. Classe 2002 il 2002. ragazzo, giovane proprio. Altro 2002 il ceco Kazikyan, partito adesso. Oi. Niente. Ha rischiato la caduta, ha preso un palo di punta sullo sci, si è quasi spalmato sul terreno. Sì, sulla neve ci sono le punte degli sci che ti aiutano a evitare l'inforcata. Qui gli quando sci si d'erba prende il invece palo se lo prendi di punta. si vola. Adesso vediamo se passerà il traguardo anche lui, può essere che il Sì. tempo rimanga dentro, infatti Sì. lo dà come primo tempo. Lo toglieranno dopo. Esatto. Intanto lo svizzero Martin Schacker. Pronto a partire, aspetta il via libera, eccolo. Partito Martin Schacker. Come vediamo ci sono vari modi di partire. Sì, La partenza smorza, la partenza catapulta. Diciamo la più efficace sia quella a catapulta. è la più usata anche dagli uomini che hanno un po' più di forza, mentre l'altra è un po' più semplice, tra virgolette, quindi è più usata dalle donne. Esatto, eccolo qui. Lo Ci svizzero se la sta muovendo. cavando, Tanto sentiamo da qui il tifo svizzero. Però sta sciando molto bene. Bravo il Martin. Qualche difficoltà lì sull'interno. Vediamo se ci sta. Ha fatto il contrario. l'ha Ha fatto la doppia al contrario. È riuscita a farcela, 1:17:80 al terzo tempo. Ha fatto le acrobazie. Ha perso un po', a dire il vero, però è riuscito a farla al contrario. E passiamo a un altro italiano, Marco Combi, in partenza. 22esima posizione. Bravissimo Combi. Marco la prima manche, vediamo come se la cava la seconda. Partito molto bene, molto convinto Marco Combi. Lì ci sono qualche buchette, visto? Sì, Sulla doppia, lì prima doppia, Trema riesci a un po', sbattere un po', però guarda, molto veloce, bravo Combi. bravissimo, Molto bene, un po' bravissimo lungo, Marco. tieni duro, adesso è ora di spingere fuori, poi il movimento essenziale. Bene, adesso giù gli sci, Bene Marco, adesso vediamo Bene, l'accelerazione qua sotto, come la gestisce. bene a tempo, sopra gli sci, forza, Molto bene. forza, giù l'ultima Bravissimo doppia Marco. e via, il secondo tempo 1:17:18. Che secondo me è il primo però, Il primo tempo era, come dicevano, perché penso sia dentro ancora esatto. il tempo dello svizzero. Esatto, quindi al momento passa in testa Combi Marco. Passiamo alla Germania con Zimmermann, partito. Di schiena vediamo l'allenatore dell'Italia, Cerentin Fausto Fausto. Cerentin. Ha detto al video ufficiale oggi, Oh! Mamma mia, caduta per Zimmermann. brutta caduta per Zimmermann che si è proprio spiattellato di faccia.
Se non ha fatto neanche in tempo a mettere giù le mani, poverino. Mamma mia, è come dicevamo, qua ci si spalma. Nello sciderma ci si spalma per terra. Non c'è una via di mezzo. Adesso vediamo quando daranno il pista libera. Intanto dietro vedo che il cielo continua a schiarire, eh? Un po' alla volta dietro le tofane. Buone possibilità di che torni fuori il sole a illuminare qua tutta la conca di Cortina. In partenza intanto Kruk e Michael, classe 1988. Austriaco, pronto, si prepara, il pubblico che continua ad arrivare. Eccolo qui, carica la partenza e via. Parte molto bene, un po' riservato di spinte. Comunque veloce. Si è trovato la prima porta un po' a ridosso, Sì. Rapido però qua Vediamo sotto. il guardiaporte che controlla ogni singola porta. Molto bene. Si muove bene, eh? Sì, bello, mi piace. Si muove molto bene. Sì, come dicevi tu, guardiaporte e d'estate non abbiamo i lisciatori, abbiamo i rastrellatori, molto operativi direi, questi giorni, bravissimo lo staff e bravo anche Krukel che chiude in seconda 1.16, posizione, che è la prima. 1.16.50 che secondo me, esatto, risulta essere La prima il posizione. miglior tempo. Buona mancia, ottima mancia direi, un buon tempo. C'è un buon tempo. È il turno di Jonas Kohler dalla Germania. Tedesco del 97, partito. C'è anche lui lì, il terreno ballerino, vedete sulla quella doppia lì. Sbattono un po' gli sci a causa, quindi qualche problemino sulle porte seguenti, ma lui è molto reattivo, eh? Sì, sembra molto a suo agio qua come terreno, non l'ho visto in difficoltà. Molto reattivo, molto rapido. Nel cambio di direzione, subito pronto a mollare giù gli sci. Ed ecco qui Jonas Kohler sulle ultime porte, molto bene, molto a tempo, abbastanza veloce. Vediamo il tempo al Vediamo. traguardo, 1.15 e 12. Però, Oh, 1.15 e 12, un ottimo mancia. bravissimo. Un ottimo mancia. Bravo Jonas Kohler. Adesso ci prepariamo per due atleti italiani però, eh? Il primo è Buio Daniele del 2000, 18ª posizione. pronto a partire. Attende il pista libera. Ecco il pubblico. Sono il pubblico svedese. Sì, quella era la compagine svedese. All'arrivo pronta a controllare tutto, eh? Dai Daniele, dai. Ecco Daniele Buio, partito molto grintoso, spinge molto bene. Perfetto, arriva in suo doppio, nessun problema. Molto veloce, arriva in tripla molto veloce. Molto bene, molto rapido. Bene, adesso Sempre rapido su preciso, queste porte che girano un po'. Pianta giù i piedi, forza Daniele. Dai Dani, bravissimo. Ok. Molto bene. Si è comportato bene, sì. Bravo. Ultimo sforzo, qua giù in fondo. Dai Daniele. Benissimo, ultime porte, forza, stai bene sopra, avanti, lancia fuori. 1.15.07. Bravissimo, Bravo. 1.15.07. Rimane quindi in testa, conferma la posizione, vedremo adesso Molto bene. il successivo compagno di squadra Nicola Sanziutti in 17ª posizione, se riuscirà a far di meglio. Dai Nicolas. Bella Partito la Nicola partenza di Sanziutti. Nicolas, Sì. eh? Sempre molto sciolta, molto... Sì, sempre molto bella, fluida. come poi anche la sua sciata, è molto, È molto vero. morbido. È vero, è vero. Lui ha una bellissima conduzione. Questa In morbidezza qualsiasi gli dà difficoltà. sicurezza, quindi Sì, anche sì. sullo sci sotto si vede che è molto sicuro del suo sci. Dai Nico, mollare Eccolo da qua qui. in giù, eh? Adesso da qua deve sganciare. Forza, forza, che il ripido ti aiuta. Sgancia giù. Bravo, sembra veloce. Terzo Ah, posto, peccato. 15 e 23. Ha perso quindi 2 posizioni Nicola Sanziutti. Peccato. Ha tenuto un po' troppo sul muro finale. Non In ha fondo. sganciato molto. Mm. Eh sì.
Primo rimane però Daniele Buio, eh? Daniele Bui ancora in testa, ha fatto una buona manche. Bravissimo. Ecco, Edward Nord, l'unico svedese, classe 1995. Uela! È scivolato e poi è riuscito a recuperarsi, Già. però, eh? Ha rischiato di piantarsi nella buca, però è stato bravo a è stato togliere bravo. i sci. Mm. Intertempo Vediamo qua 58,08. Vediamo qua sotto come se la cava. Vediamo cosa gli è costata quella piantatina lì a inizio piano. Può aver perso abbastanza, eh? Sgancia però bene qui giù. E infatti 1,14,73. Però. Non l'avrei detto, pensavo che la grattata su in cima gli sarebbe costato un po' di più, eh? Pensavo anch'io. Infatti invece sul sotto- piano però si è dato a fare, ha spinto fuori e sotto ha mollato giù tantissimo. Vediamo il ceco, Maciat Vaclav, se riuscirà a fare meglio dello svedese. Parte bene anche lui, molto veloce. Bello rapido nel cambio. Vediamo su queste porte se riesce a gestire bene la linea. È andato fuori veloce. Sì. Sì, infatti 57-67 l'intertempo. Bell'intertempo. È buono. Vediamo qui sotto se farà la differenza rispetto al precedente atleta. Ho visto che comincia un po' a rovinarsi su qualche porta la pista, 1-14-27. Passa in testa, sì. Passa in testa, sì, ho visto anch'io, inizia a tirare su terra, ma lo pensavo in effetti perché dalla pioggerellina che è venuta prima ha ammorbidito sicuramente il terreno. Quindi Dai che è partito Nicolò. Nicolò Schiavetti, classe 2001, uno dei giovani Mamma mia. promettenti. Dai Nicolò, tieni duro. che recupero, bravo Nicolò, bravo. Qualche difficoltà ma recuperata benissimo, eh? Ha recuperato bene, ha gestito bene il ritardo, è riuscito a far sfogare fuori porta per porta e a tornare in linea. È arrivato fuori bene dal piano 57-86, un buon intertempo. Vediamo giù per il muro, adesso Dai Nicolò, dovrebbe essergli a favore. Forza Nicolò, le ultime porte, al Buttali traguardo, giù. E il primo tempo, bravissimo. per poco direi, no? 2 Per centesimi. 2 centesimi. Bravo Nicolò. Bravo Nicolò. Se l'è cavata. Ecco il Mattia Arrigoni. Un altro Continua la serie italiana. pezzo da 90. Arrigoni, Mattia, C'è un altro per la sua stazza. sicuramente. Dai Mattia, mi raccomando, eh? Vediamo sull'ultimo muro. Per lui non sarà semplice. Già qui ha qualche difficoltà, però Dai, è veloce. dai, rapido, bravissimo. Mamma mia. Su. Mamma mia. Dai, Forza dai. Mattia, forza Bravo, adesso Mattia. muoversi fuori dal piano. Portare fuori velocità qua. 58,01. Gli resta l'ultimo muretto per recuperare. Forza Mattia. Perché aveva lo stesso tempo di Nicolò, è la prima manche. Molla giù adesso. Forza, Dai, forza, Matti. forza. Bravissimo Mattia. Peccato. Gli è costato tantissimo quell'errore lì. Sì. 14,86. Perde 3 posizioni. Peccato perché si era recuperato bene, eh? Andiamo da Jacopo Fachin. Dai Jacopo, Ecco qua, bellunese. atleta di casa, Graschi Team Belluno. Era col 12° tempo di manche. Molto Vogliamo bene la partire prima, bene. è stato molto Mamma, bravo. mamma. Vediamo se Mamma la mia. seconda. Forza Continua, Jacopo. dai Jacopo, dai. Partito molto forte, molto forte. È arrivato forte da tripla. Infatti si è trovato un po' a pelo su quelle porte lì. Non ho neanche guardato l'intertempo. No, me lo sono perso. Un po' arretrato qui, portati avanti, giù, molla giù gli sci. Dai Jacopo. Oh! Bravissimo. Benissimo, benissimo. Ottima manche, bravo Jacopo. Buona manche. È riuscito proprio a destreggiarsi bene, direi, Sì, sì. Molto bravo, molto bravo. Nonostante le difficoltà all'inizio. Bene. Speriamo Molto bravo. che queste manche dei nostri ragazzi qua portino anche qualche frutto in termini di posizione. Sicuramente qualcosa di variazione ci sarà. È partito Maciu, ceco. Maciu Filip.
Qua Era poco davanti a Jacopo. sì, lui se l'è cavata meglio sulla tripla qua iniziale. Vediamo adesso. Prima aveva solo 4 centesimi di distacco. Vedremo cosa ci dice il cronometro. Qua sotto Termine, però sta adesso, gestendo molto bene. sì, Molto bene. se l'è cavata Sì, bene, sì, vediamo, sì, sì, mamma mia. L'ha tirata giù molto bene, ha fatto una 1.13.60. ottima manche. Molto E la preciso. parte sopra probabilmente è costata a Jacopo, Peccato. Li ha mollati giù forte sopra e si è trovato nel piano un attimo preso per il collo, come si suol dire. Peccato per Jacopo. Andiamo a vedere con Adam Mazar, lo slovacco, che adesso al momento hanno fermato, però devono sistemare qualcosa sul cancelletto. Attualmente qua si entra nella top 10 da ora in poi. È vero, Mazar era decimo, Esatto. Col quindi tempo di ci apprestiamo a vedere i 36. migliori 10 e andare a formare questa classifica. classe 2000, tempo 36,58. Prima Qui manche. le loro connazionali in attesa dell'atleta. Pronte a far tifo. Parte Aram Mazar sulle prime porte, sceglie di essere più preciso piuttosto che la velocità subito, che tanto arriva da sé. Molto veloce, Sì, caspita. direi bravo. Vediamo qui su queste porte qualche difficoltà, Un però attimo di incertezza. sembra veloce. 56,28, un buon intertempo. Buon intertempo. Vediamo come se la cava qua nella Le contropendenza. ultime porte, bello rapido, sgancia subito. Sì. Credo Veloce, faccia un bel tempo, Infatti È 1:12,31. Mamma mia. Credo che di sto passo arriveremo a 1:10 con i primi. Se 1:09. continuiamo così stanno andando forte sti ragazzi, Tirano giù parecchio. Lo svizzero Dominic Sen ora in partenza e poi a seguire ci saranno 3 italiani, Diciamo che questa manche ha amplificato molto i distacchi che c'erano, perché basta un minimo errore, ti trovi piantato nel piano, o basta fare le linee giuste, imbroccare quella che è la traiettoria giusta e ti ritrovi a fare un'ottima manche. Guadagnano tanto, sì, vero. Pur essendo la stessa pista di prima, il tracciato fa la differenza questa volta, Totalmente. 56,48 intanto Dominic Sen con un buon intertempo, molto preciso. Lui ha sempre questa sciata così rilassata, diciamo, no? Sì. Che se poi sotto gli sci vanno. Secondo tempo, Ha secondo perso, ha tempo. perso. Resta in testa l'Adam Mazar con la sua manche di prima molto, molto efficace. Sì, ha fatto un gran tempo, perché 35-73 di manche mi sa che resterà un buon tempo. Andiamo con gli italiani. Dai Pietro Guerini, Pietro Guerini. Dai Pietro, Il bravissimo, nostro lui Pietrone. è uno splendido interprete dello slalom, Lui sì, è. proprio una bello sciata- da vedere. C'è una sciata molto bella nello slalom, molto preciso, che l'impostazione sopra è molto Molto fermo con il busto, sì, molto movimenti millimetrici con le braccia, non va a bravissimo. sbracciare. Dai Pietro, Forza Pietro al benissimo. terzo tempo, Ha perso, peccato, 1:12,62. Peccato che L'Adam abbia Mazar. perso. Vediamo adesso il turno di Zamboni Filippo. Ha fatto una ottima manche la scorsa. Ci sarà forse un minuto di attesa perché Pietro Guerini ha rotto un palo, quindi ci vuole un attimo per il cambio. Allora attendiamo un attimo, intanto Zamboni si riapre gli scarponi per far arrivare un po' di sangue ai piedi. Guarda che spettacolo dietro il sole sulle punte Sì. Dolomiti. Adesso che vedo, guarda come illumina. Bello, molto Spettacolo. bello. Ha rimesso giù il palo, Filippo si riprepara. Pronti a ripartire dunque? Guarda che spettacolo. immagini spettacolari. Eccoci qua, di nuovo in pista. Pronti e via con Filippo. Via Dai, Zamboni, Filippo. prima aveva fatto un'ottima manche, classe del 2001, parte molto forte,
quadratura da dietro nella tripla, vediamo l'uscita, sembra veloce. Rapido, ragazzo. Qui si trova un po' in ritardo a grattare nel piano. Ha grattato un po', però Vediamo. è stato rapido. Vediamo se paga un po'. Buon intertempo, però vediamo adesso sotto. Dai Filippo, Tanto il cronometro mollarli giù scorre, a tutta, 1.7, sembra un buon tempo. Via veloce. Vai, Primo tempo, bene, 1.11.70. 1:11:70, è un bellissimo tempo, 1.11.70, mamma mia. Benissimo, Molto bene. 35:59. Buon tempo anche di manche. Molto bene. Vediamo cosa farà adesso il nostro Edoardo Frau. Il Ora nostro la manche campionissimo qua, del riscatto, la manche del riscatto. Sicuro. Sicuramente adesso darà il tutto per tutto, parte molto forte, molte spinte. Vedremo come gestirà la velocità qui sotto, che sicuramente sarà elevatissima. Lui punta a vincere un'altra Coppa del Mondo generale quest'anno, Beh, sicuramente è il suo obiettivo. Non si accontenta delle 6. Mai Che ha accontentarsi. già in casa. Dai, Molto Edo. veloce. Molto bene. Ha gestito benissimo la velocità, è riuscito ad essere molto millimetrico nei movimenti. Dai, lasciali andare qua sotto. Giù, Via veloce, giù bravissimo. tutto. Arriva il traguardo, il primo tempo Bravo. 11.43. Lì vicino a Filippo, direi. Sì, non sono tanto distanti. Vediamo adesso 35:61 di Compagno di manche. squadra che gli faceva cenno di conferma. Sì, sei primo, gli ha detto. Vediamo adesso lo svizzero qua cosa ci combina. Eccolo qui, ha fatto una buona manche. Ecco, bravo Edo. Soddisfatto, vediamo. Sì. Quello che ha dato, ha dato. È partito Mamma mia. Mirko Uppi. Che spinte! Che spinte che ha dato, mamma, è un treno giù là. Non vuol mollare, Mamma anche mia. lui vorrebbe ieri si è Telecamera preso il lontana, podio però e mi sembra oggi che... lo rivuole. Sì. Mi sembra proprio che abbia fatto fuoco fuori per il piano, Vediamo se riuscirà a battere il tempo di Quinto, Edoardo, però. Popelo qua giù, arriva il traguardo 1:10.82. Sì, Ostia. qua ragazzi sempre, Ha abbassato sempre più parecchio. andare, Ha abbassato parecchio, Sì, Era al quinto 35:07 posto. di lui. manche. È un gran Sa bel che- tempo questo. Mi sa che qualcosa guadagnerà. Partiva per il podio, Sì. Fuori dal podio non gli interessava. Hannes Angerer in pista, Un po' più l'austriaco. contenuto come partenza, come spinte, ma lui ha gli sci che corrono. Lui fa correre comunque gli sci. Si sta segnando però la sì, pista, qua. sì. Mi sa che qualcosa ha perso l'Angerer su quegli sbagli che ha fatto lì. La pista rovinata, si vede quasi ogni curva, tirano su terra, la terra sporca gli sci, Sì. li rallenta E poi scivola anche, e perde 1:11.12. Di poco davanti a Edoardo, purtroppo. Edoardo quindi in terza posizione attuale, Uppi resta in prima posizione. Uppi resta primo, quindi al momento guadagna un posto, è virtualmente quarto. Parte Ma Marcel è Knapp, partito Marcel. 1995, era in terza posizione col tempo di 35:69. Siamo ai migliori tre qua, Siamo in Adesso zona podio. si decide la gara qua. Vedremo il Marcel come si destreggia in questa manche. 55:09, non ricordo l'intertempo di Uppi. Era là, Siamo là, vediamo come se la cava qua sotto. Sembra Mirko- molto a pelo. il Mirko è Marcel. stato bravo, E infatti 1:10.85 Per soli Mirko 3 Uppi, centesimi, Mirko Uppi è salito nel podio, Almeno la terza posizione ce l'ha. Sì. Il suo obiettivo era quello, non si accontentava fuori, ce l'ha fatta. È il turno quindi di Bartak Martin. Adesso vediamo questo ragazzino, classe 99 qua, leader al momento della Coppa del Mondo generale. C'era prima manche poco distacco tra lui e il Uppi. Potrebbe Sì, recuperare erano anche tutti questa. vicini. Vediamo cosa verrà fuori. Molto rapido comunque.
Ma Lupi, visto da dietro, non l'ho visto bene. Ah! E il Ah, Bartak fuori perde Bartak. la sua posizione e salta la gara. Fuori Bartak, Upi si è guadagnato. Beh, diciamo che è un avvenimento che il Bartak esca, Sì, non perché succede mai, è difficilissimo. nell'ultimo periodo è stato come un martello. Molto molto costante. Beh, concentriamoci, pronti a partire con Lorenzo. Qui Astro Lorenzo Gritti raccoglie le sue ultime forze. Beh, non Primo, sono proprio le ultime, ma ne ha ancora in No, riserva. ne ha per stupirci Lorenzo. Primo al termine della prima manche. Adesso vediamo. Speriamo non cerchi di strafare, perché comunque lui ne aveva e di vantaggio ne aveva. No, lui è uno preciso. Aveva 5 decimi quasi solo dal secondo. Secondo me, preciso com'è, ci fa vedere una bella sciata. Dai, Lore. Forza Lore, questo è il primo, questo è il podio. Forza Lore, forza Bravissimo, Lore. nella tripla. Dai, Preciso, Lorenzo. preciso. Oi oi. Qua Su, bene. qualche scivolata, ma non sembra per qualcosa. Intanto non abbiamo più l'intertempo, non c'è più. No, abbiamo perso il tempo dal Abbiamo perso nostro tutto. monitor. Sta facendo una bella manche, però non si capisce mai se lui corre o no. Ma mi sembra Una sciata veloce molto però, facile. Dai, Lorenzo. Bravissimo. Noi speriamo che il tempo ci dia bravo Lore. bravo. 1:10:25, Bravo primo Lore. posto. Bravissimo. 35,06 di manche, ha fatto un'ottima manche. Per un centesimo davanti a Mirko Uppi, quindi si Mamma guadagna mia. a tutto diritto il suo primo posto, miglior tempo nella prima, miglior tempo nella seconda manche. Complimenti a Lorenzo Mamma Gritti. mia. Grande Anche Lore. oggi sul primo posto, un'altra volta il nostro inno Beh, certo. Intanto abbiamo le spettacolari immagini delle che ci sono montagne. qua attorno. Fantastico. Il sole come che il illumina le sole. Dolomiti, Sono fantastico. proprio rosa, ragazzi, qua. Chiudiamo Bellissimo. qui comunque ancora il nostro Gritti Lorenzo al primo posto, mentre al primo posto per le donne c'è ancora la Gerlach Jacqueline. Jacqueline. Complimenti a Lorenzo e a tutti i nostri ragazzi. È stata una gara, direi, Noi vi salutiamo. movimentata. Prossimo Complimenti a tutta appuntamento. l'organizzazione. La prossima Coppa del Mondo, Ci sono i mondiali junior ci sono i mondiali junior, sì, poi i in Repubblica mondiali Ceca e i mondiali assoluti. assoluti in Svizzera e poi le finali di Coppa del Mondo. Grazie a tutti. Grazie per la collaborazione Cristina, Grazie Davide e arrivederci a tutti. buona giornata. Ciao.